Care amiche, cari amici, buongiorno. Quest'oggi affronteremo, nel secondo appuntamento del nostro corso di Storia della Sanità dell'Ateneo Veneto del 2020, affronteremo il tema dell'informazione sanitaria di massa da parte della Repubblica di Venezia, in particolare dell'utilizzo della figura di San Rocco. Nel 1485 le reliquie di San Rocco furono accolte nella chiesa di San Gimignano in piazza San Marco. Provenivano dalla chiesa di Sant'Enrico di Voghera. C'è una sorta di mistero, una sorta di giallo su questa provenienza. Nel 1483, infatti, 2 anni prima, il Consiglio Generale di Voghera apre un'inchiesta. È andato per portare in processione le reliquie di San Rocco e non ci sono. In questa inchiesta viene catturato e inquisito un frate, Giovanni Teutonico. Non si sa come sia stato coinvolto. Alcune testimonianze dicono che forse aveva avuto del denaro che aveva impiegato per i suoi poverelli per dare le spoglie di San Rocco. Comunque c'è il mistero più assoluto su questa dipartita delle spoglie del santo, tant'è che negli anni successivi si porta la bara vuota in processione come se ci fosse ancora. Nel maggio del 1485 c'è un carteggio fra il patriarca camaldolese di Venezia Maffeo Girardi e il Consiglio dei 10. Il patriarca dà notizia al Consiglio dei 10 che sono presenti in città le spoglie di Rocco trafugate da Ugeria, cioè da Voghera, e quindi sollecita il Consiglio a dare il permesso al guardiano di erigere una nuova chiesa, dedicata appunto al santo, dietro ai frari. Il patriarca camaldolese aveva verificato che fossero le spoglie del santo. La loro autenticità l'aveva attribuita alla presenza di una cicatrice nera sulle ossa del femore e della gamba. Secondo lui, prova della peste ovviamente bubonica. Al santo dunque fu dedicata una chiesa, appunto dietro i frari. Questa è l'urna in cui sono conservate le sue spoglie. Ma come mai viene data così tanta importanza a questo santo, che è un po' una new entry nell'Olimpo dei santi della cristianità? I santi tradizionali che assistevano in caso di malattia, da invocare perché avevano una specifica competenza di intercessione appunto per i malati, erano Cosma e Damiano, i 2 cosiddetti medici anargiri, perché operavano senza argento, cioè non volevano essere retribuiti. Medico e chirurgo erano 2 gemelli, erano 2 santi degli inizi della cristianità, dei primi secoli del cristianesimo. E quindi noi li troviamo testimoniate in queste tavolette del Correr, ma in molta altra presenza iconografica. Ma il santo che ebbe più successo in tempo di pandemia, dal 1348 in poi, fu senz'altro San Sebastiano. Noi lo vediamo nell'immagine del Mantegna, 1475, e è ritratto nudo, efebico, bello. Del resto era un militare delle truppe di Massimiliano e Diocleziano. Era molto stimato dai suoi imperatori, ma a un certo punto si scoprì la sua fede, la fede cristiana, quindi i suoi stessi compagni d'arme lo trafissero con le frecce e lo lasciarono morto sulla strada. Ma in realtà morto non era, una pia donna lo soccorse, lo restituì alla vita e Sebastiano, non pago del primo martirio, andò a dichiarare di nuovo la sua fede davanti all'imperatore e questa volta fu finito nel Circo Massimo. Sebastiano indicava ai fedeli e alla cristianità
l'atteggiamento rassegnato ma fiducioso nella provvidenza di Dio, nel volere divino, anche in caso di pestilenza, in caso di sciagure, di sofferenza, di pandemie. Era quindi un atteggiamento supino, assolutamente passivo. E San Sebastiano fu molto pregato in occasione delle pestilenze. A destra voi vedete la chiesa come la vediamo ancora oggi di San Sebastiano, che in realtà era antica ma poi fu ristrutturata e è un bellissimo esempio rinascimentale. Accanto a Sebastiano però cominciò a comparire un'altra figura, quella appunto di Rocco. E mentre Sebastiano aveva questa immagine metastorica, nudo, efebico, veniva quasi dalla tradizione pagana, sembrava un Apollo, un pagano trafitto dalle frecce di Giove. Zeus, quando colpiva gli uomini, era sempre raffigurato con delle frecce. Invece Rocco è calato nella storia. Rocco è un pellegrino e ha le vesti e le sembianze dell'uomo del Medioevo. Ha un mantello corto come portavano i pellegrini, ha la conchiglia di San Giacomo di Compostela. Chi andava in pellegrinaggio a San Giacomo prendeva la conchiglia, che era il segno della meta raggiunta. Aveva dei lunghi calzari flosci per poter camminare bene, aveva il bordone, il bastone. Ecco, Bartolomeo Vivarini lo ritrae nella chiesa di Santa Eufemia la Giudecca come un nobile, di bell'aspetto e di gentile aspetto, perché in realtà molti pellegrini erano persone di alto lignaggio, addirittura anche sovrani andavano in pellegrinaggio, si spogliavano delle loro vesti secolari e indossavano solo la veste dell'umiltà, quindi si coprivano dell'anonimato e andavano nelle mete tipiche del pellegrinaggio, che erano o Roma, i Romei, o Gerusalemme, i Palmieri, o San Giacomo de Compostela. I percorsi andavano di solito dal nord Europa, lungo la via Francigena, e dipartivano o per la Spagna, o verso i porti adriatici, Venezia, Brindisi, o verso Roma. Quindi vi era un flusso continuo di questi pellegrini, che spesso andavano da soli, perché il loro era un percorso mistico anche, e quindi non avevano compagni. E questo San Rocco, come vediamo, è accompagnato da un angelo, ma calato com'è nella storia, alza la veste, il mantello, la veste rossa, che è tipica anche di Rocco, e mostra un bubbone. In questo caso non lo indica, in molte altre rappresentazioni invece indica proprio il bubbone, ma il bubbone è il sintomo chiaro della peste, in questo caso è anche sanguinante. Quindi c'è una descrizione sintomatologica della malattia che dal 1348 in poi continua a percorrere le vie di comunicazione e a diffondersi proprio lungo le arterie principali di comunicazione, portata da tutti coloro che circolano, e il mondo medievale è un mondo in cui l'ecumenismo cristiano fa circolare persone laiche, mercanti, pellegrini, monaci, i monaci che si spostano da un convento all'altro, ma anche studenti che passano da un'università all'altra, oppure armate, eserciti, carovane di mercanti. È un mondo che si muove in continuazione, va ovviamente a tempo di passo, di quadrupede e di bipede. E quindi in questo mondo, in cui il povero o il pellegrino che bussava alla porta era il benvenuto, perché era la strada per redimersi. Chi accoglieva e assisteva il povero e il pellegrino si guadagnava il regno dei cieli. E in questo mondo, quando si ha la percezione che il pellegrino o il povero che viene da altri paesi può portare anche la peste e con essa la morte,
comincia a incrinarsi tutta un'etica che si avvale anche di questi messaggi. Del messaggio cioè che, ritraendo il pellegrino ammalato di peste, dà un monito. E non a caso sono proprio le istituzioni civili che favoriscono queste rappresentazioni di questo San Rocco che indica il bubbone, cioè il sintomo della malattia, e molto spesso ha il viso emaciato e lo sguardo febbricitante, tutti i sintomi della peste bubbonica. A Venezia abbiamo questo bel quadro di Tiziano che raccoglie un po' tutto l'Olimpo dei santi della peste. Sopra in alto San Marco, il simbolo della città, non dimentichiamolo, anche lui un santo le cui spoglie furono trafugate da mercanti che tenevano molto ad avere le spoglie, San Marco, San Rocco, San Nicolò e così via. Perché? Perché le spoglie erano delle icone, erano delle testimonianze del potere della Repubblica e del patto con questi santi, di cui deteneva appunto le spoglie. Quindi abbiamo San Marco, a sinistra i santi Cosma e Damiano. Voi vedete paludati come dei dottori e dei chirurghi dell'epoca. A destra San Sebastiano, bello e febico, e un po' arretrato San Rocco. Guardate lo sguardo, il volto sofferenti, e in questo caso mostra proprio con l'indice il suo bubbone, aprendo quindi anche, o comunque assecondando, tutto un percorso iconografico che si incentrerà proprio su questa indicazione specifica della malattia. Ma la rappresentazione dei santi Sebastiano e Rocco affiancati si riproduce all'infinito in moltissimi luoghi, in molte vie di comunicazione. Questo per esempio è un affresco che troviamo in una chiesa di San Vito di Cadore, perché sulle strade, lungo le vie di comunicazione vicino ai confini della Serenissima, noi abbiamo questa rappresentazione che diventa un leitmotiv della prevenzione e della comunicazione sanitaria della Serenissima, e adesso vedremo come. Dobbiamo sapere prima di tutto chi era Rocco. I santi vengono canonizzati perché hanno un loro percorso spirituale e umano, perché hanno una storia, perché fanno dei miracoli, perché compiono dei prodigi. Ma di Rocco sappiamo molto poco. Intanto il nome Rocco è nome, cognome, patronimico, la sua famiglia si chiamava Rog. Sì, sappiamo che era nativo di Montpellier, o almeno le agiografie di cui disponiamo ci dicono che il Rocco pellegrino e taumaturgo era nativo di Montpellier. Alcuni storici, come Antonio Niero, monsignore che attento conoscitore di tutti i santi della Repubblica di Venezia e anche storico veneziano, aveva anche ipotizzato che Rocco derivasse da Rubeus, rosso come i bubboni che hanno creato la religio, cioè la devozione. La devozione per un santo che protegge dalla peste dopo averla contratta, quindi anche simbolicamente un santo che indica un percorso umano. E quando sarebbe nato Rocco? Uno dei suoi agiografi, Francesco Diedo, pone la sua vita fra il 1295 e il 1327. Ma la prima grande peste è scoppiata nel 1348. Sarebbe morto prima della peste. Come ha fatto a contrarla allora? Altri agiografi e storici del Novecento, quindi recenti, non parliamo di cronisti antichi, sostengono che probabilmente è vissuto fra il 1345-50 e il 1376-79. Quindi avrebbe proprio preso il periodo, la sua vita, coperto il periodo della Grande Peste. Secondo recenti studi di uno storico belga, in realtà Rocco è un
una replica agiografica di un vescovo vissuto a Autun in Borgogna, prima del 1000, che si chiamava Racco. E qui le carte vengono completamente ridistribuite. Allora questo vescovo sarebbe stato fatto prigioniero in un'isoletta sulle coste britanniche, sarebbe divenuto il protettore contro le tempeste e solo dopo la Grande Peste, con il trasferimento del culto di questo santo Racco d'Autun ad altri paesi, ecco che il campo di intercessione da tempesta sarebbe passato a peste, cioè a peste. Però dobbiamo considerare che sia tempesta che peste derivano da una comune radice pes, che in indoeuropeo significa soffio mortale. Quindi qualche legame in realtà c'è. Ma vediamo quando si celebrava la festa di San Rocco. Racco d'Autun veniva celebrato o il 5 dicembre o il 28 febbraio. Invece il pellegrino di Montpellier veniva celebrato o il 16 agosto o il 1 luglio. Quindi siamo nella incertezza assoluta per quanto riguarda le notizie su San Rocco. Secondo alcuni morì in un castello della Gallia, secondo altri in un castello in Germania, ovvero la Magna. Le sue reliquie erano a Montpellier, ma furono trafugate da Voghera nel 1485, come ci attestano i documenti veneziani. E sono state depositate a San Gimignano, poi a San Rocco. Altre fonti, ma meno attendibili, attribuiscono le sue reliquie ad Angera sul Lago Maggiore o ad Arles. Ancora dunque informazioni assolutamente differenti, ma quello che invece è costante ed è coerente e è diffuso in tutto il territorio è il culto di Rocco. Il culto di Rocco prima ancora che gli agiografi, cioè coloro che vogliono descrivere la vita dei santi individuando nel loro percorso umano degli snodi che ne giustifichino il culto, gli agiografi scrivono molti secoli dopo la sua vita comunque, quindi non possono essere che imprecisi. Eppure nell'iconografia dell'Occidente noi abbiamo questo culto diffusissimo e con caratteristiche che sono assolutamente omogenee. Vedete sempre la presenza di Sebastiano e di Rocco, sia nelle statue lignee anche di ispirazione popolare, sia in affreschi anche molto, molto semplici, molto essenziali. Da notare che in molte di queste rappresentazioni, le più antiche di Rocco, non vi è alcun'altra presenza ai suoi piedi. Vi dicevo, il culto di Rocco Pellegrino quindi si diffonde quasi spontaneamente e viene attestato per la prima volta in archivi civili, non da documenti ecclesiastici, non da agiografie, ma dagli statuti civili e criminali della città di Voghera. Il 25 febbraio 1391 viene codificata la sua celebrazione ogni anno il giorno del 16 agosto. Ma la redazione di questi statuti era iniziata nel 1379, quindi probabilmente anche prima del 1391 a Voghera si celebrava questo santo. Ma ci sono molte altre tracce del culto ascrivibili alla seconda metà del 400 in diverse località. A Venezia, nel 1475, esiste una confraternita di San Rocco a San Giuliano. Nelle due edizioni del Messale Romanum del 1481 e 83 è inserita la festa liturgica di San Rocco. Al 1480, vi avevo mostrato, risale la pala di Bartolomeo Vivarini per la chiesa di Santa Eufemia alla Giudecca, una chiesa che è immersa in un quartiere popolare della città, in cui evidentemente il culto di San Rocco era vivo. Nel 1485 a Vicenza sorge una chiesa votiva a San Rocco, lo stesso accade a Brendola nel Vicentino.
Ci sono sicure attestazioni di culto a Padova nel 1468, a Mestre 1476, Villa del Bosco, Chioggia 78, Piove di Sacco Montagnana 1479, Vicenza 1491. Scusate la ripetitività di queste date, ma è fondamentale capire che questo culto dilaga come il contagio cui vuole contrapporsi e è presente già in maniera molto intensa a partire dalla fine del Trecento, ma soprattutto si moltiplica sulle vie del mondo occidentale nella seconda metà del Quattrocento. Ma chi sono gli autori? Quali sono gli autori che si occupano di cercare di mettere ordine in questa vita di questo santo che non si sa bene chi sia, da dove venga, che cosa abbia fatto? Sono due veneti. Francesco Diedo, patrizio veneziano, che scrive Historia Sancti Rocchi, pubblicata nel 1479 a Milano, sia in italiano che in latino. E Domenico da Vicenza, che scrive l'istoria di San Rocco, una poemetto in ottave, una sorta di elegante canzone che celebra appunto la vita di questo santo. Vi sono delle contraddizioni fra i due, ma quello che più ci interessa è che mentre per gli altri santi di solito ci si basa su manoscritti, su opere di religiosi, per questo santo invece ci basiamo su testimonianze che sono a stampa. Le testimonianze più antiche sulla sua vita sono a stampa, quindi sono già destinate ad una larga diffusione. E chi le scrive circa 2 secoli dopo la sua vita. Dobbiamo fare una precisazione. Vi dicevo, seconda metà del Quattrocento, il culto di San Rocco si diffonde in maniera virale. Ma il 29 maggio 1453 c'era stato un avvenimento che aveva sconvolto l'Occidente cristiano. Maometto II aveva preso Costantinopoli, aveva fatto cadere l'impero bizantino d'Oriente. E quindi l'Occidente doveva misurarsi nel Mediterraneo con una presenza nuova, impattante, con cui, ad esempio a Venezia, intesseva fitti commerci. E era una presenza che, rispetto alla peste, non assumeva nessun tipo di misura né preventiva né di controllo del contagio, perché culturalmente e antropologicamente la religione islamica ha quell'atteggiamento che era ritratto da quella cristiana in San Sebastiano, cioè la passività nei confronti del Dio che manda le punizioni e come le manda deciderà quando risolverle, quando toglierle, quando sollevare l'umanità. E questo è un passo importante, perché ci fa capire come sia fondamentale che vicino a un atteggiamento come quello di San Sebastiano, l'Occidente abbia cominciato a introdurre la figura di San Rocco, figura storica, figura che dimostra la sintomatologia della peste e che insegnerà anche, costituirà un modello per cercare di reagire alle pandemie. Chi è che formalizza, chi è che codifica la vita di San Rocco? Un patrizio veneziano, Francesco Diedo. Nasce a Venezia nel 1435 e è un politico di rango. Non è un uomo che prenda l'abito religioso, è un patrizio che intraprende il cursus honorum dei patrizi delle migliori casate della Serenissima. È cresciuto e si è formato allo studio di Rialto di Paolo della Pergola, si è dottorato a Padova in giurisprudenza e filosofia, ha sposato una Erizzo da cui ha 3 figli, è un laico, ma ha un cursus honorum di tutto rispetto. Nel 1464 lo troviamo ambasciatore alla corte di Sigismondo d'Austria e Tirolo. Nel 1467
presso Mattia Corvino, re di Ungheria. E nel 1469 è ambasciatore in Savoia. Interessante poi la sequenza di cariche che ha come rettore delle città di terraferma. Capitano di Vicenza nel 72, Savio di Terraferma nel 73, Podestà e capitano di Ravenna, capitano di Bergamo nel 75, capitano di Brescia nel 79, ambasciatore a Milano e a Roma nell'82 e poi ancora podestà di Verona, dove morì improvvisamente nel 1484. È da rilevare che tutte queste città in cui il Diedo svolge il ruolo apicale di capitano, sono città in snodi viari molto importanti. E i capitani o rettori di terraferma avevano il controllo anche degli snodi viari. Ma soprattutto nel 1479, mentre il Diedo è capitano a Brescia, scoppia la peste, una peste terribile. E quindi durante l'epidemia il Diedo fa un voto a Rocco, a San Rocco. Fa voto di erigere una chiesa una volta scomparsa la pestilenza e soprattutto prende l'impegno di scrivere la storia della sua vita. E così fa. Scrive la storia di San Rocco, che pubblicherà sia in latino che in volgare. Questa scelta è fondamentale, perché vuol dire che il Diedo aveva già progettato che questa storia dovesse essere diffusa e dovesse codificare quello che era il messaggio politico da convogliare nella storia e nel comportamento di San Rocco. Il Diedo sapeva bene che Venezia, nel 1423, per contrastare la peste, aveva fondato il primo lazzaretto della storia e che nel 1468 aveva fondato il secondo lazzaretto, che era per la contumacia, cioè per la prevenzione e per l'isolamento di quanti avessero avuto la peste e fossero guariti e quindi dovessero passare un periodo di contumacia prima del reinserimento nella città dei sani, senza costituire un pericolo appunto per i sani, ma anche un periodo di contumacia per quelli che avevano avuto contatto con appestati, quindi per i sospetti. Questi due lazzaretti testimoniano la politica sanitaria di prevenzione della Repubblica di Venezia nei confronti della peste, ma anche quella prima di isolamento dei casi scoppiati in città nelle navi. Dunque il patrizio veneziano, a piena contezza, siamo nel 1479, vedete i due lazzaretti erano già in pieno funzionamento. Quindi, con queste nozioni, con questi riferimenti storici, cominciamo a vedere che cosa scrive Diedo nella storia di San Rocco. Intanto Francesco Diedo, nella prefazione, dice che ritiene doveroso scrivere la storia di Rocco perché è uno dei santissimi uomini i quali salvano il corpo e l'anima insieme. Fondamentale questo. Non si pensa più di salvare solo l'anima, ma anche il corpo. E questa è una specificità del cristianesimo che fra i tre monoteismi è quello che rappresenta i corpi, che ritiene che i corpi siano anche lo strumento per, non solo per la vita, ma anche per la sopravvivenza, non solo per il martirio, ma anche per la realizzazione di un'etica che è umana, come da insegnamento del Cristo. Quindi, questa è una prima assunzione, diciamo, di una premessa. Ma poi soprattutto ci fornisce altri indizi. In questo giallo strano che ci porta alle ricerche, come degli Sherlock Holmes, della vita e dell'esistenza di San Rocco. In mancanza di testimonianze scritte, egli afferma, si basa su frammenti barbari e ritmi e versi vulgari.
cioè su canzoni, ritmi, versi, che sia forse quel Domenico da Vicenza, non lo sappiamo. Comunque si basa sicuramente su tradizioni orali, perché il culto del santo viene prima della codificazione del santo. E poi si propone di dare a Rocco, con la scrittura, quella dignità e quel risalto che gli umanisti tributavano a eroi greci e romani, scrivendo le loro gesta. Di Rocco invece si parlava, lo si pregava, ma nessuno aveva mai scritto le sue gesta. Quindi il Diedo si propone di codificare proprio anche la sua immagine, recepisce quegli elementi iconografici che vede e che brulicano in tutta l'Occidente, lungo le strade che lui ha percorso, fra le città che ha diretto. E scrive: i pittori, i quali volendo erudire i loro discepoli, le eruidissero non solo con parole, ma proponendoli alcune volte immagini vive, in realtà costituiscono dei modelli. Allora lui si propone di dare degli strumenti per riconoscere il santo, per conoscerlo meglio. E qui si ispira ad un'affermazione famosissima di San Girolamo. San Girolamo, uno dei padri della Chiesa, affermava che gli idiotarum libri, cioè i libri non degli idioti, non degli stupidi, ma degli analfabeti, erano i quadri. Erano le immagini che nei luoghi sacri o nei luoghi pubblici illustravano le gesta o dei santi o del Nuovo e del Vecchio Testamento o degli eroi della cultura civile delle varie città. Quindi gli idiotarum libri erano talmente importanti per la diffusione del culto, ma anche dell'etica e dunque dell'informazione sanitaria, che lo stesso Diedo, nell'introduzione della sua vita di San Rocco, ce lo dice, apertis verbis, e descrive con precisione l'abbigliamento del giovane Rocco quando lascia ogni ricchezza per indossare gli abiti del pellegrino. Uno gonnellino scurto, scarlatto, cioè un gonnellino corto e rosso, sopra quello un mantellino, il cappello, la scarsella appunto per portare i propri beni, ma anche forse il pane, il bordone, un paro di scarpe, ovvero bolzacchini, cioè delle scarpe alte, gli stivali flosci. Ma anche il Diedo ne consolida ovviamente il culto, perché chiede l'intercessione di Rocco perché allontani dalla città di Brescia la peste e fa voto appunto di dedicargli una chiesa che poi sarà costruita nella città di Brescia, passata la peste, ma che poi fu distrutta. E quindi Diedo anche afferma che non riesce a capire perché né Germani né Galli abbiano mai scritto la storia di Rocco. Non solo, ma chiude il suo poemetto attribuendo a Rocco un miracolo. Cioè, durante il concilio di Costanza, quando stava per scoppiare la peste nel 1424, tutti i padri conciliari, presi dal terrore di ammalarsi, supplicarono Rocco che intercedesse. E lui così fece e allontanò la peste da Costanza. Bene, non c'è mai stato un concilio a Costanza né nel 1424. Però questo episodio consente a Diedo di fornire gli strumenti per la canonizzazione di Rocco, cioè per il riconoscimento della santità di questo personaggio che ormai era diventato oggetto del culto diffuso. Diedo dunque era stato capitano e rettore di molte città. A Bergamo, per esempio, aveva trovato un suo compagno di studi padovano, Michele Alberto da Carrara, che era medico e che gli dedica un libretto sulla pestilenza, un bignami della pestilenza, riassume in 80 pagine tutto quello che si poteva sapere e glielo dedica anche dicendogli chiaramente che lui, il caro amico Francesco Diedo, è in prima linea per sulla diffusione del contagio, sia perché è un osservatore, ma sia perché corre moltissimi rischi spostandoci
da un luogo all'altro come fa per motivi di lavoro. Quindi c'è questa percezione del contagio che avanza, che si diffonde per contatto e per prossimità. Vediamo un po' qual è la storia che ci racconta. La madre e il padre di Rocco aspettavano invano di avere una creatura, di avere un figlio. Erano due signori di un castello a Montpellier e la madre a un certo punto fa voto alla Madonna e a Dio di dedicare loro questo figlio, se avrà pietà di lei e gli manderanno una creatura, dicendo che nel figlio non vedrà l'erede di tutte le sue fortune terrene, di tutte le sue ricchezze, ma vedrà un giovane consacrato solo al bene, agli altri, alla carità cristiana e al martirio. Bene, con queste buone premesse, veramente Rocco nasce. E quando la madre lo vede, vedendo essergli nasciuto un potino di summa bellezza e indole, sopra il petto sinistro del quale nella carne era segnata una croce rossa. E la madre è felice perché vede questo puttino bellissimo, però vede che sul cuore ha segnata una croce rossa. Questo è il segno del patto che ha fatto la madre con il Signore, che gli ricorda che l'impegno sarà quello di dedicare appunto alle opere buone, di sacrificare la vita per lui. Rocco a 20 anni resta orfano di madre e di padre, si spoglia di tutti i suoi beni e quindi si dirige a Roma in pellegrinaggio. Quindi si spoglia anche del suo casato, della sua identità. Nel viaggio si manifestano le sue qualità taumaturgiche. Si ferma negli ospizi di allora, gli ospizi medievali erano luoghi dove passavano i poveri, i pellegrini, dove c'erano anche malati per qualche giorno, ma erano luoghi di passaggio, di transito, di accoglienza, nel senso che vi ho proposto prima, nel senso medievale dell'ecumenismo cristiano. Bene, anche Rocco si ferma, a un certo punto arriva a un ospizio d'acqua pendente, ma Vincenzo, che è il direttore, gli dice vai via, tu che sei giovane, sei bello, vattene perché qui c'è una malattia contagiosa e qui c'è solo sofferenza e morte. Nonostante ciò Rocco entra e comincia a guarire segnando la fronte con una croce. Ecco, questa croce che continua a comparire sempre nella sua vita e guarisce le persone, cura e guarisce le persone. Poi si sposta lungo sempre queste vie di comunicazione verso Roma e continua a fare miracoli. Sempre si rivela la sua capacità taumaturgica. Arriva a Roma, di ritorno per Montpellier, ecco che a Piacenza si ferma nell'ennesimo ospizio e notare che ogni volta che il Diedo parla di questi ospizi ne parla come focolai di infezione, come crogioli di malattia, di sofferenza, di promiscuità umana. Quindi c'è un atteggiamento negativo nei confronti di questa vecchia filantropia. E Rocco proprio nell'ospizio di Piacenza contrae il morbo. Lui che ha curato tutti, questa volta si ammala. È una voce di un angelo anche che gli dà questa premonizione. Sta male, gli altri sono insofferenti dei suoi lamenti, lui se ne va e si ritira in un bosco lì vicino per non nuocere al prossimo. Nella scuola e nella chiesa di San Rocco, che viene dedicata appunto al santo, noi troviamo, soprattutto nella chiesa, dei teleri dipinti da Jacopo Tintoretto che illustrano la storia in maniera assolutamente filologica nei confronti della storia del Diedo, tutto il percorso umano di San Rocco. E qui vediamo appunto Rocco nel bosco di Piacenza che sta pregando, è malato e ha paura. Ha paura perché è solo, perché sta male, la peste dà la febbre, dai bubboni.
E lì, in quella boscaglia, interviene la mano divina. Dio squarcia la selva e fa comparire l'acqua, la fonte per la vita, per la sopravvivenza. L'acqua è fonte di vita, ma Dio stesso, la fede in Dio, è fonte di vita. Quindi abbiamo questa immagine in cui viene fissato il momento del terrore di Rocco e della ierofania, cioè il sacro che compare nella selva. Ma viene fissato anche un altro interprete, che diventerà un interprete fondamentale per il messaggio della storia di San Rocco. È un cane. Rocco non potrebbe sopravvivere, perché l'acqua non gli basta. E un cane vede questo uomo sofferente e ogni giorno sottrae alla mensa del suo padrone un pane e glielo porta, lo vedete, è ritratto lì con il pane in bocca. E questo pane consente a Rocco di sopravvivere. Ma il padrone del cane, che era un ricco di Piacenza, questo Gottardo, forse tale Gottardo Pallastrelli, segue un giorno questo cane, allibito che ogni giorno gli rubi un pane, e sì che redarguisce i servi, non gli date da mangiare, e i servi dicono no, guardi che gli dà da mangiare, allora lui segue il cane e, come potete vedere, sta scrutando la scena e è preso da una grandissima contrizione, da un grandissimo rimorso. Ma come? Io non faccio del bene e consento che il mio cane, a mia insaputa, faccia del bene e consenta a un malato di peste di sopravvivere. Bene, il cane è chiaramente il simbolo della nuova filantropia che è stata istituita dalla Repubblica con i lazzaretti. I malati di peste sopravvivono grazie all'assistenza nei lazzaretti della Repubblica. E i lazzaretti cercano di attrarre la filantropia dei privati, cioè cercano di attrarre i finanziamenti dei privati. Infatti già dal 1430 i provveditori alla sanità, veramente il Senato aveva dato ordine ai notai di convogliare e di sollecitare i testatori a lasciare delle donazioni per i lazzaretti. Quindi qui abbiamo tutti i protagonisti del momento clou della storia di Rocco, che serve da modello per indicare ai malati di peste che cosa farne. Accetti l'isolamento nel lazzaretto, per dar loro la fiducia nel futuro, perché il Dio li aiuterà, ma li aiuterà anche non solo la provvidenza divina, ma anche la provvidenza politica di chi nei lazzaretti garantisce alimento e sostegno, facendo convogliare anche la beneficenza privata. E Tintoretto non si limita solo a raffigurare questo momento della storia di San Rocco che il Diedo ci narra, ma ci dimostra anche Rocco in un lazzaretto. Rocco che soccorre gli appestati, vedete, questo è già San Rocco in realtà, che all'interno di un lazzaretto veneziano, né altro può essere questo, non può essere un ospizio vecchia maniera, perché sono tutti malati di peste, come potete vedere, ecco che guarisce e cura quegli ammalati che hanno accettato di isolarsi per non nuocere al prossimo. Il particolare è la presenza del cane. Il cane fedele, lo Stato fedele ai suoi sudditi, che li soccorre nel momento anche in cui è più pericoloso curarli perché sono infetti. La progressione drammatica di questi corpi, anche il verismo con cui sono ritratti i bubboni, la sofferenza che percorre questi corpi, vedete, fino a quelli esangui all'ultimo, lì nel cuore del quadro, dietro a San Rocco. San Rocco costituisce la luce, ma dietro c'è il buio della morte. Infatti ci sono dei cadaveri che vengono rimossi di dietro. Beh, questo quadro è un capolavoro assoluto.
Ecco la parte, il particolare destro, con questa donna che è qua disperata in questa posizione di assoluto abbandono, e altri corpi che sono percorsi dai dolori, e al centro appunto questo che sta per essere guarito da Rocco. E questa immagine è un'immagine di un lazzaretto veneziano, di cui vi ho già parlato nella scorsa lezione, ma soprattutto è importante che voi vediate che nel portale di uno dei tesoni, ecco che viene riproposta la triade, sopra il leone di San Marco, sotto Marco centrale, fra Rocco e Sebastiano. Molti lazzaretti, proprio per il motivo che Rocco insegnava ad accettare il giuramento, vennero dedicati in tutto l'Occidente a San Rocco. Questa è l'immagine di una statua che è all'interno della Scuola Grande e, come vedete, il cane comincerà ad essere una presenza costante accanto a Rocco, alle rappresentazioni iconografiche di Rocco. Ma continuiamo nella vita descritta dal Diedo. Rocco non cura solo gli uomini, ma anche gli animali. Le epizoozie, le epidemie animali, erano un dramma per i veneziani, per i domini, per la terraferma, e quindi non a caso nel campo di giurisdizione, diciamo, di Rocco, nel patronato, nell'intercessione di Rocco con Dio, ecco che si inseriscono anche gli animali. Questo è un altro teler di Tintoretto, sempre nella chiesa di San Rocco, in cui si vede che benedisce e guarisce gli animali, cura gli animali. Ma poi l'evoluzione della vita di Rocco ha degli imprevisti. Sta tornando verso casa, verso Montpellier, e viene fatto prigioniero. Viene fatto prigioniero dalle truppe di un francese, secondo altre versioni sarebbe un tedesco da un signore di Alemagna. Comunque viene fatto prigioniero e gli viene chiesto chi sia, e Rocco rifiuta di dire la sua identità. È un pellegrino, è un figlio di Dio in pellegrinaggio, e quindi viene messo in carcere dura per 5 anni, e per sua scelta non dirà mai chi è, ma si dedicherà ai digiuni, alle astinenze, alle preghiere, a una vita di stenti, scelta volontariamente, finché, mentre sta per morire, chiede il conforto di un confessore. E questa è l'immagine con cui Tintoretto fissa gli ultimi momenti della vita di Rocco. Rocco si confessa, e però il prete che va al suo capezzale vede che è circonfuso di una luce chiarissima. E è molto bello il brano in cui il Diedo racconta questo episodio. Zontolì, il sacerdote, discese nel fondo di la torre, nel qual luogo non era possibile entrar lume alcuno. Vede in quello un mirabel splendore, de che molto se meravigliò. Risguardandone la faccia a Rocco, parseli che dagli occhi venir un splendor divino, del qual, stupefacto et spaventato, appena potesse dir che me comandi, padre mio. Quindi questo sacerdote scende in questa torre che è buia, vede un bagliore e vede che esce dagli occhi, emana dal volto di Rocco, quindi gli chiede cosa posso fare, padre mio, e lui gli chiede di essere confessato e poi spira. Ovviamente il signore del castello viene avvisato, e il signore del castello, quando va a vedere la spoglia ormai di questo carcerato, vede che c'ha la croce rossa sul petto e riconosce suo nipote. Quindi dramma, perché ha provocato la detenzione alla morte del nipote, esequie solenni, e quindi questo sarebbe il martirio scelto da Rocco
nel suo cammino di pellegrinaggio, e quindi la fine anche del pellegrino nell'anonimato e nella persecuzione dovuta proprio al fatto che non rivelò la sua identità. Quindi da questa immagine, ecco, vedete poi questo angelo che è tipico del Tintoretto, così, che si libera in aria, e vedete appunto l'immagine del Rocco splendente. Tutti questi teleri raccontano con grande fedeltà quello che Diedo aveva narrato. E Diedo aveva colto nel segno, perché codifica in questa storia di Rocco quello che deve essere il messaggio da diramare al popolo dei cristiani su quello che devono fare, cioè il modello comportamentale da adottare in caso di peste, per non nuocere al prossimo, per accettare l'isolamento nei lazzaretti e per confidare in Dio e nello Stato. Questa è l'immagine all'interno della chiesa di San Rocco, in cui c'è questo tripudio di questa storia. E allora ci viene quasi spontaneo di chiederci: ma come mai c'è questo tripudio di immagini di Rocco nella chiesa e invece quando si va nella scuola grande, ecco, queste sono le immagini anche dell'esterno, poi fu restaurato l'esterno della chiesa e quindi con sempre queste presenze. Ma allora vi dicevo, viene da chiedersi perché quando si passa dalla chiesa alla scuola invece non c'è questa presenza nella scuola proprio grande dedicata a Rocco, di San Rocco, che vediamo predominante nella chiesa. Ma semplice, ci sono due tipi di comunicazione diversa. Nella scuola grande i confratelli hanno un percorso mistico interiore da compiere attraverso i teleri che raccontano le scene del Vecchio e del Nuovo Testamento. Il Tintoretto era uno dei confratelli e ci sono delle presenze sì di Rocco, ma sono sporadiche rispetto alla Chiesa. Ma la Chiesa è il luogo della comunicazione di massa, è il luogo in cui i confratelli si fanno depositari del racconto della vita di Rocco per il grande popolo, la grande maggioranza dei fedeli. Attraverso quegli idiotarum libri, quei libri per gli analfabeti, che con maestria Tintoretto dipinge e mette a punto. Quindi nella scuola grande di San Rocco vi sono sì delle immagini di Rocco, per esempio questa di Bernardo Strozzi, famosissima, oppure le due immagini un po' periferiche ai lati di una finestra, sempre di Tintoretto, con Rocco e Sebastiano, i due santi affiancati. Ma soprattutto era il 16 di agosto che si compiva il rito della celebrazione di Rocco e il culto di Stato della Serenissima, che aveva assunto Rocco come suo secondo patrono e che quindi ogni anno lo celebrava, e lo celebrava nello spazio pubblico fra la chiesa e la scuola grande. E allora vediamo che vi è una strategia anche della collocazione di questi luoghi, i luoghi della cura, i due lazzaretti, il luogo della politica sanitaria. 1486 sarà costituito il Magistrato della Sanità. I luoghi, per esempio, della chiesa dei Santi Cosma e Damiano, della chiesa di San Sebastiano, della chiesa Scuola Grande di San Rocco. Voi vedete come ci sia uno schieramento simbolico nei confronti della peste. L'uno, quello dei lazzaretti verso il mare, l'altro, quello della cittadella della fede di San Rocco verso terra, verso coloro che arrivavano da terra. E una parentesi va aperta. Nel 1486-89, cioè un anno dopo il trasporto delle spoglie di Rocco a Venezia, viene istituito in maniera stabile il Magistrato della Sanità. E il Magistrato della Sanità della Repubblica di Venezia si occuperà, come ho già detto in un'altra lezione, di tracciare tutti i pellegrini, tutti i viaggiatori di qualsiasi condizione, di qualsiasi etnia, di qualsiasi provenienza, per cercare di bloccare in contumacia quelli provenienti da luoghi appestati o sospetti. E
il sistema di tracciamento sarà adottato, sarà realizzato attraverso fedi di sanità, cioè certificati di sanità che ogni luogo di partenza dovrà rilasciare e che ogni luogo di passaggio dovrà vidimare, in modo che sia chiara la mappatura degli spostamenti. Bene, in molte di queste fedi, guardate questa, deputati alla sanità del vicariato di Brentonico, attesta, si parte da questo luogo per il Dio grazia e dell'intercessor San Rocco, libero e sano da ogni sospetto di mal contagioso, per andare in suo viaggio, eccetera, eccetera, Tommaso e Moretti. E quindi anche in questi documenti, che sono documenti di sanità, sono frutto della burocrazia dei luoghi, non manca il riferimento molto spesso all'intercessore San Rocco. Infatti Rocco, morendo, aveva chiesto a Dio il potere di diventare l'intercessore dei cristiani per essere liberati dalla peste. Un intercessore che i cristiani potessero pregare e che avesse udienza nei confronti della maestà divina. Ma vediamo ancora consolato del Cadore. Il Cadore era una zona di frontiera fra la Repubblica e gli Asburgo e l'Austria. Addirittura qui abbiamo i tre simboli, il simbolo del Cadore, il simbolo della Serenissima e Rocco con il suo cane. Anche questa è una certificazione, una fede di sanità, e si attesta che partono da questo territorio per il Dio grazia libero da ogni sospetto di peste. E ancora, guardate, i deputati alla sanità del borgo di Storro, diocesi di Trento, hanno di nuovo il simbolo di San Rocco nella fede di sanità. In pratica la burocrazia civile e le istituzioni politiche adottano come simbolo, un simbolo religioso, un simbolo di santo di Rocco, per realizzare delle finalità prettamente sanitarie. E ancora, guardate, ufficio della comunità di pretura di Rovereto, in questa volta Rocco e il suo cane sono proprio centrali. E concludo con questa immagine di Rocco in gloria. Questa è una delle poche immagini, ma è pregnante, della Scuola Grande di San Rocco, che ritrae Rocco in gloria, sempre del Tintoretto. Fra l'altro fece un colpo di mano perché avevano convocato i pittori per presentare i bozzetti e perché potesse essere scelto il bozzetto migliore, e lui fece già scoprire, realizzato il tondo sul soffitto, che restò e resta ancora fino ad oggi. Bene, in questo Rocco in gloria noi vediamo che è un santo con i piedi poggiati in terra, anche se la sua testa è già vicina al Creatore, è un primum inter pares, è un uomo che ha sofferto le pene degli altri uomini, ha conosciuto la malattia e insegna agli uomini come cercare di liberarsene, come cercare di contrastarla con l'aiuto della politica, della buona politica della Serenissima. Ecco, forse Rocco non sarà esistito come Rocco, sarà esistito come vescovo. Una cosa però è certa: il suo culto ha sicuramente fatto più miracoli di tanti altri culti di santi veramente esistiti. Grazie.